Torno grazie di adesso a Toto Status e in particolare al suo segretario del CSS e amico Giacomo Meloni, mi ha permesso di portare questa testimonianza di come questa vita mia in quest'ultimo anno si a cambiare e tracciare rapporti con i gusti dell'Israele. Come tornavo Giacomo, sono su rappresentante in Sardegna del MDF, il Movimento per la Decrescita Felice, il movimento fondato da Maurizio Parlante. Quando dopo con l'otto MDF, io mi sonavo, ma di questa cosa vi già comprende, vi già intende, vi già elige di questa cosa, dei noi, e fate sul manifesto del comunitarismo del Sardegna, che Eliseo ha scritto 10 anni fa, e che poi mette sul primo segno impiantato questa vita mia, come prendi e fai questo passaggio di questa vita che mi ha portato alla in vita, nel rolli e tutto quanto. Quando in maggio di Occanno ha invitato Maurizio Parlante a venire in Sardegna a fare un giro a questionare della Decrescita Felice, del libro studio eccetera, telefonavo, Maurizio, in Sardegna c'è chi per primo nel 99 ha scritto di questi temi e insomma lo voglio conoscere. Questa fotografia, scusate prima, con su Giletti ho fatto proprio in Sabia che si muti con noto Eliseo Spiga con Maurizio Parlante alla Casa dello Studente, ci va presenti Giacomo. E in questa via Deus regalava a Maurizio una copia di questa prima edizione, quando un'edizione di Adero fatta a mano, poverita, insomma, non fu un'edizione che guarda digna di questa profondità ed è tanto preziosa quest'opera. Si ingrata Meggiano, si pianta, si ingrata Maria, si pianta Bilinizzi, poi da Eliseo e Placido Chetti canta Isus a presentare il libro su Maurizio Parlante. Maurizio Parlante stanotte era dormito in Iscrocca, ha cominciato lì questo libretto e finito da quando non l'accabbavano da nuovi snicchio. E si ingrata Meggiano una telefonata, ma quando è stato scritto questo libro? Io nel 99. Hanno mandato questo libro qui è un libro profetico, è un libro che anticipa il paradigma di tutto quanto quello che oggi sta cominciando appena a diventare oggetto di dibattito scientifico, oggetto di dibattito politico, oggetto di dibattito culturale. Nel 99 non c'era ancora Parlante, non c'era la TUSH, non c'era tutto il movimento per la decrescita e per il dopo sviluppo. Eliseo ha solo, con le sue forze, col suo vigore intellettuale, col suo amore per la Sardegna e per tutto quanto il mondo, aveva scritto, aveva spiegato il perché il PIL, il prodotto interno lordo, è uno strumento di morte, non è uno strumento che misura il benessere, perché un'economia che si basa solo e unicamente su una dimensione urbana. In Sardegna più del 75% di tutti i sardi vivono in una dimensione urbana. Questo non è sostenibile per la nostra terra. Si muti con Notus, Maurizio Parlante, questi due grandi uomini, Maurizio Parlante ed Eliseo Spiga, si muti proprio intensi, profondamente, al di là delle differenze di età e di dove sono nati. E mandavo Maurizio Parlante questo libro per dire dove si può trovare, dobbiamo comprarlo, dobbiamo diffonderlo in tutta Italia. Ma Maurizio non esiste più questo libro, ce l'abbiamo pochi eletti, una piccola banda di cospiratori ce l'abbiamo questo libro. Allora dice Roberto, lo dobbiamo ristampare. Allora io obbedisco, ci mettiamo al lavoro per ristamparlo. Ci siamo messi a cercare fondi, aiuti, sostegno. Ho trovato un grande aiuto nella provincia di Cagliari, nella sensibilità dell'assessore Sandro Cancetta, che ha creduto, capito anche per la sua storia di vita, di poter sentire l'importanza di questo libro. Ho trovato un aiuto fortissimo nella sensibilità editoriale delle edizioni Condaghi, Giovanni Manca e Francesco Cherazzo, che hanno voluto scommettere su questo libro. Maurizio Parlante ne ha scritto la prefazione, scusa che è una cosa di importo analoga. Poi da Eliseo fuori un sardo universale. Eliseo fuori un sardo universale, cioè che ti stava tutto sul mondo. Questa è questa cosa che mi hanno Maurizio. Questo libro non parla solo, cioè non vale solo per la Sardegna, vale per tutto il mondo, per questo lo dobbiamo ristampare e diffonderlo. Eliseo fuori un sardo universale, poi da Fetti Ghinetti profondamente, limpidamente, ha into della sua propria identità, tipo di visionato tutto sul mondo. E questo tu vieni, Eliseo. Grazie.